Prosegue il Festival Internazionale della Lettura Sociale Diverso con la rassegna in cui itinerari musicali, letterari e storici si intrecciano in un percorso di profondo impegno civile. Presentato a Cagliari il libro Io sono Mary di Alessandro Cadelano durante la serata dedicata alla riflessione sulla violenza di genere e al disturbo narcisistico di personalità. Ha dialogato con l'autore Carmina Conte, presidente di Coordinamento 3 Donne di Sardegna. Sono intervenute Maristella Casula, componente della Commissione regionale per le pari opportunità e coordinatrice eventi per la Casa Rosa, Monica Tascedda, avvocata del Centro Antiviolenza Luna e Sole e responsabile nazionale del gruppo di lavoro contro la violenza di genere FIDAPA. Il reading dei testi di Io sono Mary è stato interpretato dall'attrice Marta Proietti Orzella a cura del maestro Mirko Azzori, gli intermezzi musicali al pianoforte. Alessandro Cadelano, che viene dal mondo della Marina Militare, però con un grande cuore si è sempre dedicato alla letteratura a scopo benefico. Oggi Alessandro ci presenta Io sono Mary, la sua ultima fatica. Alessandro, cosa ti ha portato a parlare con cuore di donna e con voce di donna? Intanto buonasera e grazie. Allora, Io sono Mary è un romanzo un po' particolare, scritto in un tempo molto ristretto, circa in 40 ore, in quanto cercavo di dare più vita possibile a un testo, collegando empatia, emozioni che una persona può vivere, in questo caso Mary. Io sono Mary è un titolo che potrebbe concludersi con io sono e ognuno di noi poi ci mette il proprio nome, quindi io sono Alessandro, io sono Ilaria. Parla di come sia importante per chiunque di noi, una donna in questo caso, fare l'ultimo passo, quello più importante per la rinascita. Perché i consigli possono essere belli, importanti, gli amici ci sono, ci portano al traguardo, ma l'ultimo passo, quello spetta a noi. Quell'ultimo passo che ci dà libertà, che ci fa rinascere, che ci dà la possibilità di rifarci una vita sincera, quello possiamo farlo solo noi da solo. Quindi Io sono Mary è quella spinta che secondo me può dare una mano a chi legge questo libro, che è tutto fattibile e una rinascita ci spetta a tutti quanti, questo sicuramente. Grande messaggio di speranza. Senti Alessandro, tu vincesti per le tue prime opere il premio Eleonora d'Arborea, che storicamente veniva assegnato a una donna, poi improvvisamente a un uomo. Cosa hai avuto? Cosa hai raccontato e come l'hai raccontato di così eccezionale? Diciamo che Grace, Diario di un angelo, nasce nel 2014, anche quello era un libro che non doveva nascere, poi all'improvviso mi ritrovai un file di 100 pagine e decisi di pubblicarlo, però erano pensieri miei su come una donna veniva abusata, violenza psicologica, aborto minorile, però erano un contesto di pensieri miei di Alessandro Cadelano, ho sempre detto ma la gente dei miei pensieri poco importa, e mi ero creato questa figura di Grace, una donna che gli ho fatto vivere tutte quante queste emozioni, e colpì molto quel testo perché la gente continuava a pensare che fosse scritto da una donna, ma senza far ricerche io buttavo giù su questo testo quello che veramente sentivo dentro e come pensavo una donna potesse vivere quei sentimenti e quelle emozioni. FIDAPA sposò il progetto, venne letto il libro e all'improvviso l'anno stesso di Michele Hunziker, mi ricordo, venni premiato con riconoscimento di una d'Arborea, e quello mi ha permesso poi di non mollare mai. Infatti collaboro con tantissime associazioni, il Cammino Sardegna, ma con FIDAPA, per portare una speranza in più a queste persone che tante volte hanno difficoltà a fare quel passo. Alessandro, hai superato la crisi del 7° libro, adesso dovrà uscire presto la tua ultima fatica, la tua ottava fatica. Di cosa si tratta? Ci puoi anticipare qualcosa? Il prossimo libro sarà un thriller giallo, era l'unico, diciamo, categoria che mi mancava. Io nasco come scrittore fantasy, ho fatto una trilogia, poi ho fatto un romanzo storico, ho fatto 2 libri sulla rinascita della donna, un romanzo su come gli orfani nel 1920 venissero trattati nella Londra, quindi negli orfanotrofi, e mi mancava il thriller giallo, che è un qualcosa che mi ha sempre appassionato, ci ho provato e ti dirò, forse mi è uscito bene. Monica Tascedda, avvocata del Centro Antiviolenza Luna e Sole, impegnata su più fronti nella lotta contro la violenza di genere. Che anno è stato per lei impegnata in prima linea?
Sì, è stato un anno decisamente impegnativo e si sta concludendo in maniera ancora più impegnativa. I numeri sono assolutamente allarmanti anche qui in Sardegna, anche nell'Inter Cagliaritano. Il centro antiviolenza svolge un ruolo estremamente importante nella lotta contro la violenza di genere e soprattutto contro la violenza domestica e i maltrattamenti familiari, perché la donna quando si rivolge al centro antiviolenza ha proprio una tutela a 360 gradi, viene prima proprio all'ascolto, che è molto importante. Quindi preparano, diciamo, le operatrici proprio dell'ascolto, preparano la donna, quindi la mettono a suo agio, non la giudicano, quindi la donna si sente accolta e questo facilita anche il ruolo di noi avvocati, no? Che comunque è un lavoro molto più tecnico rispetto magari all'operatrice dell'ascolto, e questa fiducia che loro iniziano ad acquisire anche nelle istituzioni è molto importante, perché iniziano a denunciare, iniziano appunto ad avere fiducia e si sentono un'interfaccia più umana. Assolutamente, quindi è assolutamente fondamentale e vorrei che proprio venisse messa in luce l'importanza dei centri antiviolenza, perché sono fondamentali nella lotta contro la violenza, soprattutto quella domestica perché molte donne perché non denunciano ancora, perché è vero, non denunciano ancora, perché prima di tutto non hanno risorse economiche, hanno paura, non sanno quello che le aspetta, e sicuramente affrontare quindi la denuncia, quindi un processo penale è molto complicato, è molto difficile, però è l'unica strada percorribile, quindi noi dobbiamo avere fiducia perché le istituzioni ci sono, gli operatori si stanno informando, quindi si stanno formando, quindi sicuramente è un elemento molto importante, un ruolo fondamentale il centro antiviolenza, aiuta proprio le donne a denunciare, quindi ad affrontare il percorso della denuncia, quindi poi naturalmente il nostro ruolo di avvocati è quello di accompagnarle in questo percorso, ovviamente cercando di umanizzare il più possibile anche la difesa tecnica, che la difesa tecnica ci deve essere, ma deve essere una difesa diversa dagli altri casi, è proprio più empatica, più umana, poi soprattutto se anche l'avvocato è donna, ma ci sono anche tantissimi colleghi che si occupano di violenza di genere, bravissimi, empatici, dove la donna si sente assolutamente accolta. È difficile, però è l'unica strada percorribile. Oggi lei interverrà come relatrice ad un appuntamento fondamentalmente culturale, quindi le chiedo quanto serve la letteratura, i libri, proprio il percorso culturale per creare mentalità. Allora, per contrastare la violenza di genere serve tutto, anzi la cultura, io lo dico sempre, lo dico a mia figlia, lo dico a tutte le donne, lo dico a tutti, la cultura è uno strumento potente, è quello che ci rende liberi, quindi la cultura, la musica, la bellezza è un modo di affrontare questo argomento veramente drammatico, dandogli anche una luce diversa, cioè dando speranza, quindi la cultura secondo me dà proprio speranza nella lotta alla violenza di genere, è fondamentale, e soprattutto libertà, cultura e libertà, e potere e libertà. Con la dottoressa Maristella Casula per fare un po' in bilancio anche dell'incontro odierno, ma anche di ciò che chiuderà veramente questo laborioso anno in cui avete lavorato contro la violenza di genere con tutte le vostre forze, direi. Sì, oggi proseguiamo con il ciclo di appuntamenti dedicati alle donne, alla fragilità femminile, alla violenza di genere, con la presentazione del libro di Alessandro Cadelano, Io sono Mary. Siamo qui alla Fondazione Sardegna, è un'iniziativa organizzata in collaborazione con Coordinamento 3, Donne di Sardegna, e con il CAV Luna e Sole. Mentre il ciclo di appuntamenti dedicati alle presentazioni singole dei libri si terrà lunedì presso la biblioteca di Villa Massargia con la presentazione del libro di Igor Melis, L'alchimista di Bide Mores, un libro che tratta una tematica ugualmente molto delicata. Il protagonista è un ragazzo autistico. E concludiamo questo ciclo, ma la settimana, visto che mi ha provocato, la settimana prossima dal 18 al 20 inauguriamo la Kermesse culturale, letteratura nazionale ed internazionale al confronto,
realizzata in collaborazione con la World Women Talent System, che è un'associazione mondiale che è presente in 25 paesi in tutto il mondo, e con la Fiera Internazionale del Libro di Brindisi e la casa editrice Edizioni UI. Con loro presentiamo autori italiani, noi porteremo il nostro pacchetto con gli autori regionali e in più diversi autori che provengono da altri paesi, dalla Spagna, dal Messico e da Santo Domingo. E lo faremo anche con un confronto con i club dei territori, i club del Rotary, con diverse associazioni. Sono 3 giornate intense. Il 18 ci sarà l'inaugurazione la mattina, proseguiremo nel pomeriggio accogliendo anche la manifestazione, la rassegna Cagliari Città Aperta, dove mettiamo in evidenza il forte legame che c'è tra la valorizzazione del patrimonio culturale e l'accoglienza, quindi l'ospitalità, il turismo nella città di Cagliari. Proseguiamo poi il 19 con altri appuntamenti, sempre mattina e sera, e poi sabato mattina concluderemo con un incontro molto interessante, anche in quel caso diversi autori stranieri, quindi sarà veramente 3 giorni ricca di interviste, di confronti con altre nazioni, e concludiamo così con questa bellissima iniziativa molto impegnativa, perché 3 giornate sono così cariche, vanno gestite, però anche con la grande soddisfazione di un festival che quest'anno sta trattando tutte le tematiche e si sta concludendo con grande soddisfazione di tutti. Non ci resta che augurarle buon lavoro, Maristella. Grazie.